nuovo appuntamento con Lo Sapevo, vedete le nostre Proloco in sfida questa sera. La prima, che è stata inquadrata dall'altro, è una Proloco che da un po' di anni non partecipa alla trasmissione, ci fa davvero piacere. Il loro ritorno è la Proloco del Royale. Buonasera e bentornati! Capitano Alberto, la presidente Paola, grazie per essere ritornati, ci fa davvero piacere, poi racconteremo anche delle vostre iniziative e invece loro è da un po' che partecipano alla trasmissione, 6-7 anni. Sono storici. Storici, diciamo, voi siete la Proloco di Pozzuolo, l'applauso anche a voi. Michelangelo il capitano, Ivan il presidente, portavoce Seto, circa presidente. No, ma però col microfono. Ivan, tutto fare, il vicepresidente tutto fare. Vabbè, insomma, come tutti quanti noi, volontari, tutto bravi. Fare. Bene, allora, voi sapete già com'è il gioco. Certo. E anche la Proloco del Royale ormai ha studiato, ma soprattutto conoscete Claudio Romanzin? L'avevamo incontrato, noi abbiamo partecipato sia alla prima che alla seconda edizione e quindi... E che ricordo avete di È un po' cattivino il personaggio. Cattivino. Cattivino che è parente di Cattivello, che è mano in quarto. No, comunque ti descrivono così, Claudio. Ma non si può essere seduto, no? Se uno ha le bielle non può essere anche buono. Appunto, hai già quella qualità. Facciamo l'applauso al nostro bello Claudio. Più bello che buono, quindi. Più bello che buono. Mettinle così. Ecco, questa sera com'è sei stato? Buono con i proverbi, con le parole? Pensi di sì, ma non mi pensi. Va bene, lo vedremo. Hai l'età, sta che un momentino a perdi di lucidità. Ma sono contento di essere qui in Rai per questo programma. Sì, benissimo, andiamo avanti perché vogliamo subito vedervi in gioco con le vostre pulsantiere. Partirà il cubo con il primo argomento. Cos'è il colletto? Non ti sta bene, Michele? Tutto a posto? Perfetto. Sei perfetto? Sì. Anche tu? Poi avete tutti e due la maglietta della Proloco, quindi bravi. La Presidente ci ha onorato della maglietta. Perché è la prima volta per te, Alberto? Se vinciamo torniamo tutti con la maglietta come hanno fatto loro. Ok. Se vinciamo. Va bene. Però i gesti scaramatici vanno mantenuti, quindi se vinciamo io dico che torniamo misti. Misti, va bene. Intanto vediamo come va qua, perché qui non sappiamo come va. La scaramanzia, partiamo con il primo argomento e vediamo come parte questa trasmissione, questa gara in particolare. Vediamo il cubo e l'argomento. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Che cosa si può ammirare 9 metri sott'acqua alle sorgenti del Gorgazzo? Il tesoro dei pirati, un meteorite, una barca affondata o una statua? Che cosa c'è? C'è proprio una statua che tu, Alberto, hai visto. Sì, no, in realtà l'ha vista Cristina. Ah, brava Cristina, ma anche Claudio, vero? Sì, hai avuto le visioni perché è una statua dal Signore. Lei è una statua quindi dal Christ e è lì aeree 9 metri sott'acqua. Aeree 9 metri, e dico aeree perché con il sud che è stato che stanno praticamente era arrivato a un certo momento che era proprio a livello proprio dall'acqua. Dunque non sai come a trasmettere che sedi, ma insomma non è un problema. Di solito in queste signore camminava per ore, invece la statua è sotto. Bene, va bene. A Pozzuolo, Michelangelo, voi partite sempre più tardi, no? Arriviamo dopo noi. Arrivate sempre dopo, vedremo. Vediamo invece il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Enogastronomia. In base alla superficie coltivata, quali sono i due ortaggi principali prodotti in Friuli Venezia Giulia? Zucche e legumi, radicchi e asparagi, patate e radicchi, zucche e asparagi. Sì, io dico sì. Lui dice sì e non è corretto per la Proloco del Royale. Pozzuolo ha la possibilità di rispondere ancora 2 secondi però e quindi non siete riusciti a dare la risposta. Mancato poco. Mancava poco, ma era radicchi e asparagi. Non eravate convinti. Non eravate No, radicchio convinti. soprattutto. Probabilmente nella bassa friulana
c'è le coltivazioni di radicchio. Ce lo dice Claudio? A Gorgo. Più che Ma chiaro, io hai un tocco di ort che saranno manco il design che non lo tocchi, che è lì al cres di tutto. Però no, la domanda era comunque le produzioni principali in base alla superficie. Dunque non vuol dire la quantità come okay. peso, come beso, robe italiane, ma come superficie. E sono giuste che i due chi. È un'indagine statistica fatta di come non mi pensi se col diretto o cui un par di anni fa. Bene, andiamo avanti, vediamo il prossimo argomento. Fate i buoni voi qui perché vi sento parlare, quindi concentrati. Cultura, avete più tempo e più punti in palio. Chi fu il primo vescovo di Aquileia ad assumere il titolo di patriarca? Probino, Cromazio, Paolino, Ermacora. Avete ancora 22 secondi. Pozzuolo risponde B ed non è corretta. Royale ha la possibilità ancora di rispondere, ma non è Ermacora, è Paolino. Vedi, poi parlano, discutono tra loro. Queste erano domande un po' tristute, perché era. bisognava un momentino fare attenzione alla domanda, perché la domanda è qual è stato il primo vescovo che ha avuto il titolo di patriarchi, perché noi si usasse a favelare dai patriarchi di Aquileia, ma Aquileia nei primi secoli non era un patriarchiato, lei è diventata dopo di un fatto storico, lo scisma dei 3 capitoli, e il primo è stato Paolino, tal Torre il 600 Alc, dunque prima era nome vescovo Vonde, dopo si fa questo titolo di patriarchie, che è durato fino al 1760 e Chiapilu. Non mi pensi bene perché ieri siamo piccoli che volte, però mi pensi che abbiamo llevato il titolo. Andiamo avanti allora ragazzi, perché vi vedo agguerriti poi quando non riuscite a dare una risposta, e soprattutto lui. Guarda che c'era Bios, no? Io disarei sulle battute di Mans per darsi coraggio. Rabiosut. Allora andiamo a vedere subito il prossimo cubo virtuale, stia tranquillo che andrà bene la prossima, vediamo. Sport. 15 secondi da 2 a 5 punti, pochi mesi fa è scomparso Giuseppe Loduca, detto prof, protagonista assoluto in quale sport? Rugby, bocce, pallamano o pallavolo? Ed è proprio pallamano, bravi! Te lo ricordavi? Te lo ricordavi? Qualcuno te l'ha suggerito? Suggerimenti giusti. Suggerimenti corretti, bene, bene. E allora andiamo subito a vedere la situazione, chiederei alla regia. Dopo questa risposta di Pozzuolo, vediamo che siete sempre a 4-4, è una situazione di parità. Andiamo avanti, scopriamo il prossimo cubo virtuale perché poi lanceremo il primo proverbio in friulano. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale comune ha raffigurato sullo stemma una lampada accesa? Dignano, Arta Terme, Forni a Voltri o Udine? Quale tra questi comuni rappresenta lo stemma che vedete? Ed è proprio Dignano. Bravi! Non era quella. Anne Martino. Chi ti ha suggerito? È stato merito di Martino. Ah. Martino, il ragazzo in Che fondo. bel ragazzo, vedi, anche bello, complimenti. Ridono le donne qua, perché hanno visto che è un po' più carino di te, Claudio. No, lei è un po' più giovane però di me, ma anche di te, tipo. secondo me, scusa, senza offesa, quindi dunque chialama noto chiaro. Sì, certo. No, lei giusto per dire un robuto, tanto perché sei pagata questo perché sì, esatto. che il stemma è di metà alle laghe dal tilimento, perché di alle sul tilimento, che altre metà è queste lampade di stile romano, stile antico, perché il nome dal paese originariamente era o lo fa in derivata da Ignan, che hanno il centro nui col fu, però riguarda la parola latina ignis, che vuol dire fuc, e dunque hanno associato queste robe. In realtà hanno il centro nui, ma non importa. Bene. Vediamo la situazione, quindi il punteggio delle Proloco. Chiedo alla regia se è possibile vederlo. Royale 8, Pozzuolo 4, quindi siete voi in vantaggio, Alberto. Sei contento? Tocca essere contenti. Tocca! Però
Però vedremo a fine puntata, perché esatto, la strada è lunga. esatto. Però perché ho chiesto il punteggio in questo momento? Perché sarà la Proloco di Pozzuolo ad avere la possibilità di rispondere prima al proverbio in friulano, che ora vediamo in grafica e ci leggerà il nostro Claudio Romanzin. Vediamo. Il primo proverbio della serata. I cops si danno di bevi un cull'altri. Ecco. Quindi noi vogliamo sapere, caro Michelangelo, siete tutti con la bocca aperta da questo proverbio. Vogliamo sapere che cosa si intende dire con questo proverbio. Quindi io vi do il tempo della pubblicità per pensarci, vi consultate, 5 punti in palio. Se voi non date la risposta corretta, daremo la parola alla Proloco del Royale. Ci vediamo tra poco, lo sapevo. Le Proloco di Pozzuolo e la Proloco del Royale, ci siamo lasciati con un proverbio in friulano, lo rivediamo in grafica, lo rileggerà il nostro Claudio e poi daremo la parola a Pozzuolo, quindi a Michelangelo. I cops si danno di bevi un cull'altri. Ci avete pensato? Vi siete consultati? Sei pronto? Sì, allora il fatto che abbiamo pensato un paio di ipotesi per quanto riguarda il proverbio, sembra ci sono un paio di idee. Per quanto mi riguarda, secondo me l'idea è che i cops si danno di bevi l'un con l'altri, quindi si danno una mano per portare giù l'acqua dal tetto, nel senso che l'unione fa la forza e quindi i cops si danno di bevi l'un con l'altri e portano l'acqua fino giù. Si danno una mano, se stanno vicini si danno una mano, rappresentano la gente. L'unione fa la forza, ecco, in sintesi. C'è detto tu, non so io. Tan 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 tan. No. E quindi no? No. No. Cioè, apprezzi la vostra interpretazione perché insomma è interessante come che però no, perché no, non posso dirlo perché sennò giudichi gli altri, però no, mi dispiace. Non è in quel senso che si dopre questa espressione. Può dare essere un'interpretazione, per carità, ma questi proverbi qui non si dopre per significare queste robe, ma per un'altra roba. Prova Alberto? Allora, inizialmente avevamo pensato anche noi questa soluzione, ma in realtà può essere che i cops si danno i bevi inculati, che quello che sta sopra si salva rispetto a quello che sta sotto. Boh, io guardo te perché sei tu che... Ma Ma cos'è questa storia? No. Adesso siamo curiosi di sapere cosa significa quindi questo allora, proverbio. il disegno che cioè, sono tutte interpretazioni interessanti, dunque darei anche quasi un premio, ma non posso darlo, perché che chi si dopre in realtà in tune considerazioni negative. Perché si chiacchiera di aghe, l'aghe è come praticamente la batule, cioè il senso è che gli chiacchiaris a crescin, no? Si danno di mangiare uno e con l'altro, cioè col chiacchierà si ingrandissimo, si gigantissime le robe, che è il senso, si dopre in quei casi lì, no? Quando la inta chiacchiare e la roba a monte su, che il proverbio... Ha un proverbio di desueto, che non si dopre. Beh, ma chiale la mia barba, scusi. Così. Vabbè, non togliamo punti, rimane la situazione inalterata. Io però che già avrei un due pons, allora, perché mi hanno dato dal desueto. No, non possiamo togliere punti, solo aggiungerne. Va bene, dai. Questa è la regola. Aggiungi 2 a noi, va bene? No. Vabbè, adesso andiamo avanti con altri quiz, quindi uscirà il prossimo cubo virtuale per farci vedere il prossimo argomento. Vediamo. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti. Com'è conosciuta in cucina la trota iridea? Cernia, trota salmonata, persico, trota o salmerino? Pozzuolo...
Pozzuolo! Avete degli chef, dei cuochi? C'è chi si occupa della cucina, no? No. Nessuno? Quindi Della pesca però. Però vi piace, ma andate a pesca, quindi è un argomento di cui vi occupate generalmente, probabilmente, non lo so. Tu non sai, non E sai. invece Areana, siete ancora Areana del Royale? Com'è? No, ci hanno bruciato sul tempo. Ah, ok. Vabbè, dai, andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Il prossimo argomento, attenzione alla velocità, perché chi sbaglia poi dà la possibilità all'altra Proloco di rispondere. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. A Manzano c'è un'azienda agroindustriale considerata la più grande al mondo per la produzione di cosa? Aceto di vino, olio di colza, salvia, sementi di Alberto, sei contento? Sorridi? Sì, perché prima mi ha bruciato sul tempo perché pensavo che partisse la risposta alla fine della domanda. Adesso l'ho fregato io. Ah, adesso hai capito il meccanismo. È una Adesso roba ha capito. personale. Secondo me Esatto. Ha secondo me capito? si pacchi in prima di ignoti. chissà. Non Vabbè, avrei mai dai. risposto giusto. Così, Non avresti risposto. non così veloce. Non così veloce. L'acetaia di Midolini, Bravo. È così, Claudio, vero? Sì, 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 sì. Bene. tra Però- le più grandi d'Europa, mi sembra. No, è la più grande, considerata addirittura la più grande del mondo, dopo non lo sai se è vero o no, ma dal sicuro la più grande d'Europa e la più grande d'Italia in assoluto. Sì. Ottimo, andiamo avanti con i prossimi quiz e quindi col prossimo cubo virtuale vediamo l'argomento della domanda. Cultura, avete più tempo e più punti in palio. Parliamo del castello di Miramare che fu costruito nell'Ottocento come residenza per quale Asburgo? Francesco, vedi, Royale adesso vanno velocissimi. Massimiliano. Adesso lui ha capito che può rispondere subito e va all'attacco. Fratello dell'imperatore Francesco Giuseppe. Ma cos'è un'interrogazione adesso qua? Bravo! Se giochiamo no, continua, magari tu arrivi salvotta anche, dai. E tu saresti un che, ottimo prof. che poi andò in Messico. La che è E stato dove è stato copato ucciso? dal 1067, bravo. Bravo Alberto. E si ritira la Proloco di Pozzuolo, così, ma no. No, rimanete qua, dai, che ci sono altri giochi e altri quiz. Andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale. Michelangelo, pronto, eh? Pronti? Vai, andiamo. Siamo allo sport, parliamo del campionato di Serie A che è fermo per i mondiali. Alla ripresa con chi giocherà l'Udinese? Sassuolo, Salernitana, Lazio, Empoli. Ah, sul calcio non sbaglia, Ma l'era già risponduto. Bravo, con tutti questi uomini non potevate sbagliare qui, eh? Tutti i tifosi dell'Udinese? Quasi. Quasi. Però tifosi del calcio. Bene. E qui cosa succede? Che succede? La logistica, il capo ultra ci è sfuggito. È arrivata dopo, ha visto dopo le possibilità. Va bene, allora andiamo avanti, poi vediamo la situazione delle Proloco, quindi vediamo subito il cubo virtuale. Territorio, vogliamo sapere qual è la distanza in linea d'aria tra il municipio di Reana del Royale e quello di Pozzuolo del Friuli? 15,6 km, 18,3, 24,7, 12,7. Non so chi abbia già risposto a Royale, mentre Pozzuolo ha fatto tutti i calcoli. Linea d'aria. Ecco, sei stata a scuola Loro hanno in cane. aspettato perché hanno calcolato tutto mentalmente, quanti chilometri c'erano. No, e io ho fatto 5 anni di scuola a Pozzuolo e non so che ci sono 18 km. Ma intanto lei la misura in linee D'aria, dritte, in linee d'aria, che se non tu hai svolato, tu sei stato in macchina e non te lo potevi svelare. Dopo allora il problema è in queste perché fa spesso queste domande no, di distanze però, dai due. Dipende da che si Però- chiappa, perché se lo chiappa di qua, se sarà il Allora, dal e a queste, Dal per municipio. nome per voi altri di Reane, da Royal, visto che sei 50 paesi, no? Allora chiappate il municipi, e il municipi invece nome un.
Dunque non si può sbagliare. Che è una delle distrazioni che non ha l'inglese. Dopo, perché non sapeva qual era il municipio. Ah, avevi paura di non sapere? Sì, perché no, pensavo all'altro municipio. Magari. Va bene, vediamo com'è la situazione, il punteggio delle due pro loco. Royale 23, Pozzuolo 17. Ci sta? Avete fatto tutti i conteggi? Avete Mi fido. un ragioniere in squadra? Sì. Vabbè, Alberto, che succede? Niente, siamo in... Sei distratto? Ti giri Stiamo... per guardare? Ho i consulenti che mi... Sì, ma mi adesso non consultano c'erano domande. continuamente. Comunque, adesso... Sì, ma tutte femmine da urna. Ah, per quello si gira. E allora, adesso è arrivato il momento di un gioco molto atteso dalle pro loco, lo sai? E quindi vediamo la sigla tra due lingue. Tra due lingue arrivano anche le buste. La 1 o la 2, caro Michelangelo? La 1. Che la 3? La 3 è dopo, dai, su. Non stiamo a far mettere confusione, che è già abbastanza di su, no? In questo momento, sei un po' in confusione? No. No, bene, allora, bene, mi fa piacere. Alla busta numero 1 è dal friulano all'italiano. Bene. Sei contento? Sì. Ti va bene? Bene, sono contento. Caro Michelangelo, pronto con la busta numero 1 dal friulano all'italiano? Partiamo con la prima parola che è comune, Comune. municipi, Municipio. sindic, Sindaco. consei, Consiglio. zonte, Giunta. impleat, Ibleat. impleat, Impiegato. sorestant, Sovrintendente. comun, Comune. municipi, Municipio. sindic, Sindaco. consei, Consiglio. zonte, Giunta. impleat, Impiegato. sorestant, Superiore. delibere, Delibera. provvediment, Provvedimento. beffel, Beffel. beffel, beffel, Appunto. comun, Comune. municipi, Municipio. sindic, Sindaco. consei, Consiglio. zonte, Giunta. impleat, Impiegato. sorestant, Superiore. delibere, Delibera. provvediment, Provvedimento. beffel. Lo sappiamo. Cos'era? Beffel? Beffel. Beffel, non ci arrivo. Arabo era. C'è che lei? Ingiunzione. Ingiunzione. Le robe difficili. 9 su 10. Beh, insomma, una parole triste ogni tanto, io lo metto, se no... No, vai di essi preghi, perché Paola. La busta numero 2 è dall'italiano al friulano, caro Alberto, ma tu parli friulano, quindi non hai problemi? Sì. Vediamo quanto difficili saranno le domande, Le parole. le parole. Sono sempre in questo tema, no? Tema ufficio, cose così, municipio, cose di questo tipo. Vabbè, partiamo con la prima parola in italiano e tu mi dirai in friulano. Ufficio, Uffici, telefono, telefono, sì? Penna, penne, evidenziatore, evidenziatore, graffetta, graffette, fogli, weiss, etichetta, etichette, sì o no? Sì. Cartellina? cartelline, No. cartelle, Però devo... Ufficio, uffici, telefono, telefono, penna, penne, evidenziatore, evidenziatore, graffetta, graffette, fogli, weiss, etichetta, etichette, cartellina, cartelle, cartolaio, no, Ma non è che il calvente la schiarti, sempre perché le tutto un film. cartolaio, cartolaio, Adesso sono che i contenitori. tempo scaduto. Cartolaio era cartolar, elenco, poi liste. Quindi 8 parole su 10, quindi 8 punti conquistati. E allora, che succede? Che succede, Alberto? no niente, che i suggeritori avevano suggerito giusto,
Però tu non hai dato retta ai no, suggeritori. Perché credo di tornare indietro. Oh, ma insomma, voto su Vabbè, ma di, sai quante volte Gianni succede? No. Cioè, in diretta hanno dato anche un pataf, perché non è successo anche quello. Cioè. Va bene, vediamo la situazione. Dopo la conquista di 9 punti per Pozzuolo e 8 per Reana del Royale, 31 Royale, Pozzuolo 26. Quindi insomma ci sono pochi punti di distacco. Piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco con altri quiz e altri giochi friulano, tra poco lo sapevo. Bentornati a Lo Sapevo. Siamo qui con le Proloco di Pozzuolo e del Royale, siamo in una situazione ancora diciamo iniziale con pochi punti di distacco e quindi vogliamo subito giocare. Partiamo subito con il prossimo argomento, quindi il primo cubo virtuale di questo blocco. E siamo con la cultura, quindi avete 30 secondi da 5 a 10 punti. Quale di queste località non ha un gruppo di ballo folcloristico friulano? Valvasone, Lucinico, Passonzo, Aviano. Royale prova con Lucinico, ma non è Lucinico, è un'altra di queste, ma nemmeno Passons, ma è Valvasone. Ce lo può dire Claudio? Boh, Che è così? all'epoca in Friuli sono diversi gruppi folcloristici, quindi che fanno balle, musiche, no? I danzerini, per intendersi. E bon, che di Aviana io conosco un po' due, ma le sono anche il gruppo a Passons, anche. C'è dopo che Lucinis, sì, Donde Guris ha un gruppo folcloristico storico, anche che è l'importante. Voleson ha un gruppo storico invece di medievale, sì, ma non è folcloristico dal folklore furlano. È vero. Andiamo avanti allora, vediamo il prossimo cubo virtuale, poi vedremo la situazione delle nostre Proloco. Territorio, avete 15 secondi a disposizione da 2 a 5 punti. Quante sono le borgate che storicamente formano San Daniele? 4, 7, 9, 11. Pozzuolo risponde subito. Avrei sbagliato. Avevo già stabilito. Sapete anche qua, ecco, allora prendi Ivan, prendi il microfono, proviamo a vedere se lo sai, che stavi dicendo. Borgo Miseria, Borgo Zozza, non lo sa. Stavi ridendo, perché fa fortuna che avevi Nestri Marco, che è una persona storica, e quindi lui, tac, visto il fatto di Michelangelo che si chiama Marco e te, lo so. Bene, però non sapete quali sono? Io so che erano 4, ma e basta, perché mi sembravano troppi gli altri. Ah, ecco. È Place, che è il Chistiello, il Domo, eccetera, eccetera, che è il proprio della borgate storiche medievali. Dopo le Sore Chistiel, si chiama Sore Chistiel perché è a nord, ma in realtà è alle sotto. Dopo le Borg di Poch, che invece è a sud, e Borg di Sac, che sono i 4 borgadi storici. Dopo sono tutte che altre che sono cresciute sul team o che erano disegni non dal Borg della città di San Daniele, ma disegni dalla campagna, come che le Palut, Sore Palut, Bronzax e via discorrendo. Bene, vediamo allora. Chiedo alla regia se possiamo vedere già il punteggio, com'è la situazione dopo queste risposte di grande parità. Royale 31 e Pozzuolo 31, bene. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento, vediamo. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti, vogliamo sapere, il Grifone in quale riserva naturale nidifica? Valle Calannovo, Foce dello Stella, Lago di Corlino o Forra del Cellina? Ed è proprio il Lago di Cornino. Bravi, forse perché più veloci, perché insieme, credo. Alberto sulla velocità adesso vi frega, giusto? È un trucco anche quello. Vedi che l'hai capita. Mi ha fregato da volta. Ed è proprio il Lago di Cornino. Mi vegneresti di dire che è una Ferrari, ma invece no, perché visto il campionato che hanno fatto, no. No, non possiamo dirlo, no.
Va bene, adesso andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale perché poi mandiamo un altro proverbio anche. Cultura, avete più tempo e più punti in palio? Con quale appellativo è conosciuta Sacile, Pied a Terre di Alexis, Nizza austriaca, Giardino della Serenissima o Piccola Venezia? Non è Piccola Venezia? Non è Nessuno risposto A però. Male. Ah, perché Ed è il Giardino della Serenissima. Sì, però se si schiaccia in contemporanea prende Non la va? risposta. No, prende la risposta sbagliata lo stesso. Ah sì, perché tu hai schiacciato... Vabbè, perché Giardino della Serenissima e non Pied a Terre di Alexis? Lì perché non sai là che tu hai sul piede a terra, non hai avuto l'occasione di visitarlo, quindi non sai, sarà a Lignan, immagini che sia di Lignan. Nizza austriaca è il nome di Gurissen, Piccola Venezia è Chioggia, Sì. e Giardino della Serenissima perché l'era disin une zone, une cittadute abbastanza grandute, ma al stesso tempo fuori dal gran casino, dalle grandi città, si dove che dunque i siors di Vignesia venivano a passare un po' così le vacanze, la ghite, diciamo La così. ghite. La ghite. Bene. La ghite, bene. No, la ghite, la ghite. La ghite. Ghite. La ghite è un'altra Vabbè, roba, dai, la andiamo ghite avanti, è, perché qua- è il solletico. Il solletico, ghiti ghiti. Ecco, dico. bravo. Facciamo ghiti ghiti. Va bene, andiamo avanti. Vediamo il prossimo cubo virtuale. E questa è una sorpresa perché avete più punti e più tempo, ma parliamo di un personaggio, insegnante, scrittore, attore, classe 1966, un nonno siciliano, nonna bavarese. Chi è tra Angelo Floramo, Walter Tomada, Toni Capozzo e Enrico Radivo? Avete ancora 17 secondi, avete diverse indicazioni. Non è Walter Tomada e non è nemmeno Toni Capozzo, ma è Angelo Floramo e nemmeno Enrico Radivo, insomma è anche troppo giovane Enrico, no? Sì, decisamente. Dopo non sai i nonnos di Radivo di Dulaca Vigno. Dunque, no, Toni Capozzo Silenzio. era decisamente più vecchio, perché lei mi pare dal 40 alc, non so vares. Walter Tomada invece lei più giovane, mi pare che la diessi dal 70, 75, dal genere, comunque. Però anche Tomada è un insegnante, scrittore, non mi risulta che sia diattore. Angelo Floramo invece, che è ben conosciuto, lui insegna a Glemone, ha scritto un grande di libri e lei anche ultimamente recita con Claudio Moretti. E si butta a fare un po' di tutto. Una curiosità, lui è furlan, ma lei sta a Rovigna tra l'altro, ma lei è un nonno siciliano e un nonno tedesco. Bene. Un bel misclicciò di Lo roba. salutiamo. Allora, invece, vediamo com'è la situazione, perché adesso c'è il proverbio, volevo capire a chi toccherà per prima. Royale 36, quindi siete in vantaggio voi, Pozzuolo 31, quindi ragazzi avete 5 punti, quei 5 punti di distacco tra le due proloco che potrebbero essere utili per ritornare a un punteggio, alla parità. E quindi vediamo in grafica il proverbio che leggerà Claudio e poi andremo in pubblicità, così avete tempo di pensare un po'. Se si ha di neassi, mior in tal mar che nota il gialdir. Che cosa si intende dire con questo proverbio? Aiutatevi con la traduzione, ma poi insomma dovete dirci che cosa si intende dire. Quindi qualche minuto di pubblicità, daremo la parola poi alla proloco di Pozzuolo, quindi a Michelangelo. Se sbaglia la proloco sarà la proloco del Royale a rispondere. Ci vediamo tra poco, lo sapevo.
sapevo, quella inquadrata era la Proloco di Pozzuolo, questa invece è la Proloco del Royale. Questa sera qui in sfida ci siamo lasciati con il secondo proverbio, ma lo rivediamo Claudio, lo rileggi tu? Sì, mi toglie. Sei qui per questo. Se si ha di neassi, migliore in tal mar che nota il chialdir. Michelangelo, tu ti sei consultato con la tua squadra, quindi in questo momento sei pronto per darci una risposta? Sì, come sono questi bei proverbi che comunque ci impiegheremo 3 anni a trovare la soluzione giusta, però quello che abbiamo inteso è che se dobbiamo fare qualcosa è meglio provare a farla bene che farla male, nel senso provare a fare qualcosa in grande rispetto che a fare qualcosa tanto per fare, meglio fare per fare in grande. Ma sì, non so. Allora, prove sistemi, nel tal senso che lei quasi prova a giusto, ridirla e vediamo se ti sistemi. sistemi con qualcosa o no. No, preferiamo fare le cose fatte, se dobbiamo provare a farle, proviamo a farle bene. Questo è un po'... piuttosto che non farle. O farle bene o fare meno di farle, ecco, un po'... Vogliamo lavare. Non so, qua l'abbiamo tirata fuori, insomma, tanto per le lunghe, Claudio, non so. E non ti convince? O ti c'è di tu? No. No, non è sono là convinto. doglie, ma no, hanno detto ne per aule che hanno... Non va Che bene. fa capire che hanno le che... Alberto, vai. Che il rischio deve essere, per avere grandi risultati bisogna porre grandi rischi. Ecco, allora questo è giusto. Se uno ha di rischiare... Brava Paola! Allora, a noi un discorso di fa ben le robe, il discorso invece è se uno ha di rischiare, di correre un pericolo, miglior farlo per alc di grande, no per una robute piccole. Questo era il senso. Dunque... È arrivato il momento. Chiedo alla regia se possiamo parlare un po' con le nostre Proloco, perché la Proloco del Royale con la Paola Miconi, che da un po' che non vediamo, almeno qui, lo sapevo, poi insomma so che sei a Fridoc, siete spesso anche a Natale, in diverse manifestazioni, ti abbiamo incrociata, ma vogliamo un po' raccontare quello che avete realizzato in quest'ultimo periodo. Quindi con il microfono, poi quando arriveranno le foto ci racconterai. Intanto siete già presenti a Idea Natale? Sì, siamo da ieri presenti a Idea Natale, ci saremo anche domani, vi aspettiamo al padiglione 6. Con cosa? Noi portiamo i presepi in scos, perché come Proloco noi non facciamo sagre, siamo una Proloco anomala, perché non facciamo sagre. Però guarda che bei lavori che fate. Ci occupiamo della valorizzazione dell'artigianato, del secolare artigianato, della lavorazione della foglia del mais. Guarda che belle borse che fate, sono bellissime. Sì, è una bella esposizione, facciamo sia presepi che borse, come potete vedere dalle fotografie. Oltre allo SCOS, naturalmente, come Proloco ci occupiamo anche assieme alla nostra amministrazione comunale, ci occupiamo dell'apertura della mostra permanente del Cartoccio e del Vimine presente a Reana del Royale, e in più apriamo settimanalmente la vetrina del Royale, dove potete trovare in esposizione sempre manufatti fatti tutti con la foglia del mais. Ho visto anche il carnevale. Sì. Oltre ad occuparci dello SCOS, trattiamo vari eventi, fra questi anche il carnevale, che abbiamo già la data per il prossimo anno, sarà il 18-19 febbraio, si terrà nella frazione di Rizzolo. Si tratta di una cena per le famiglie il sabato sera, invece la domenica facciamo un pomeriggio con i bambini. Oltre a questo facciamo il Royal Tour, che è una ciclo degustazione in giro per le varie frazioni del Royale,
Quest'anno abbiamo organizzato per la prima volta anche una passeggiata lungo la nostra ciclabile delle Rogge, che è bellissima, penso che la conosciate, se non la conoscete venite a vedere. In più, come hai già detto tu Alexis, come Proloco partecipiamo sia a Friuli Doc che a Sapori Proloco, sì, con una nostra specialità che è il coniglio, buono, arrotorato di coniglio. Cos'altro volevo dirvi? Che praticamente facciamo parte anche del Giro Presepi del Friuli Venezia Giulia, sia con la vetrina del Royale, dove abbiamo un'esposizione di molti presepi, e anche a Rizzolo, al Tempietto, dove troverete, quando verrete, l'apertura, l'inaugurazione sarà il 18 dicembre, potrete vedere questo presepe in movimento, con le luci che si accendono dall'alba al tramonto, e in più ci sono dei presepi all'esterno del Tempietto dei caduti. Bello, penso di aver detto tutto. Beh, insomma, tante cose fatte, complimenti. Adesso a Pozzuolo Ivan ha preparato la cartellina praticamente della conduttrice per raccontare tutti gli eventi. Mi sono rifiutato quest'anno perché altrimenti mi guardavo ogni volta, mi facevi così. No, perché so che avete tante cose, ma dovete raccontarle in poco noi tempo. Proloco, allora, inizia col partire, nel Proloco siamo 250 soci. Soci, però cosa vuol dire? Che gran parte di questi soci fanno parte di tantissime associazioni. Ad esempio qua faccio un esempio, abbiamo il nostro Marco, fa parte dell'Aga di Poch, Storia, abbiamo Ilaria, Selena, Cristian che fanno parte della consulta dei genitori, poi abbiamo qua dietro il fiore all'occhiello nostro da Proloco, che sono i ragazzi del centro di aggregazione giovanile, che sono eccezionali, e poi ci sono altre associazioni che tutte insieme, ecco qua, Lego, l'abbiamo fatta domenica scorsa. Queste sono le foto che rappresentano domenica, ecco qua, per esempio KDB Route, si chiamano così, ci chiamiamo così, siamo un gruppo che abbiamo creato questo concorso Lego che sta avendo grandissimi siete in tanti, vedo siamo tante tanti, foto qua di appunto gruppo. ci incontriamo prima. Questo invece è Pozzolandia, che è il fiore all'occhiello del nostro attività, perché racchiude oltre 30 associazioni che si incontrano ogni domenica, la prima domenica di maggio, si incontrano appunto in questo spazio, che è il nostro spazio area molto bello, per poter mostrare alla gente tutte le nostre attività, le nostre associazioni. Quindi bambini, genitori, nonnini, tutti quanti provano, assaggiano, degustano, giocano, ballano, tutti quanti con E poi il Natale, vedo che hai Pini, fatto anche da Babbo pini Natale. presepiali, concorso Pini presepiale dei Borghi, una cosa che va avanti da tantissimi anni, come il Pan e Vin, che avete visto prima le foto. Queste sono delle foto della nostra sagra, come vedete poca gente. Sagra dello Struzzo quest'anno è stato un successone. Questa è una parte di noi volontari sotto il nostro palco, sotto insegna del Sagra dello Struzzo, però Sagra dello Struzzo poi, attenzione, mi indicavo di dire che Proloco Pozzuolo è composta anche dalla sezione Carpeneto, dalla sezione di Terenzano e da poco anche dalla sezione San Mardenchia. Quindi sono Proloco Pozzuolo, sezione di Terenzano, Carpeneto, San Mardenchia, e anche lì apportano le loro attività. Quindi questo, ad esempio, anche questo a Spas Pari Pais è una cosa bellissima che viene fatta appunto per portare a conoscere Pozzuolo, perché tutti pensano che Pozzuolo sia pianeggiante, invece no, ha tutti i castellieri dietro, che non sto adesso a spiegare perché sennò Marco poi mi castiga, non vorrei dire delle cose che magari potrei sbagliare, è un sali e scendi globale dove la gente che viene lì rimangono allibiti e dicono: ma hai pensato a una cosa del genere, perché che ci fosse questo percorso. Oltretutto abbiamo il nostro Cormor che ci costeggia tutto quanto ed rende un qualcosa di unico e particolare. Siamo forti, siamo grandi, siamo giovani, c'è un di tutto, si parte dai 90 passi anni ai 15, 12, 13, 15 anni e stiamo andando molto bene, quindi non vi sto a tediare delle 40 attività, ne abbiamo circa un 2-3 al mese. Complimenti, beh, avete un sito, la una prossima Facebook. abbiamo appena fatto la Lego. Come ho detto, la prossima avremo una cosa bellissima, Babbo Natale con gli elfi postini, di cui ce ne sono 2 qua, gli elfi postini che passeranno a prendere le letterine dei bambini. Anche la mia? Passate anche di qua? Ti aspettiamo il 4 di dicembre. No, venite voi a prendere. No, vieni tu. Devo là a venire portarla. io? C'è Vimbrulè Ok. degli Alpini, che è buono, ti conviene venire. Va bene, perfetto, ci sarò allora. Grazie. Bravi. Allora, siete pronti per il gioco in friulano? Sì? Quindi può partire la sigla perché dovete scegliere le booster.
fatto loro. Michelangelo, 3 o 4? 3. Perché 3? Mi piace. Ah, hai scelto anche prima loro? Siamo in svantaggio, Perché chi è in svantaggio? purtroppo. Se facciamo un cambio di punti. Allora, tu hai scelto la busta 3, quindi dal friulano all'italiano. Va bene. Sempre così. Quindi io dirò in friulano e tu in italiano. La prima parola è amor, Amore, plaisir, piacere, horror, orrore, disgust, disgusto, odi, odio, pore, paura, spac, spavento, gionde, gioia, ansime, ansia, no, ansimare, amor, amore, plaisir, piacere, horror, orrore, disgust, disgusto, odi, odio, pore, paura, spac, spavento, gionde, gioia, ansime, ansimare, no, amor, amore, plaisir, piacere, horror, orrore, disgusto, disgusto, odi, odio, pore, paura, spac, spavento, gionde, gioia, ansime, affanno, lancur, languore, no, amor, amore, plaisir, piacere, orrore, orrore, disgusto, odio, pore, paura, spac, spavento, gionde, gioia. ansime è lancur, siamo poi fuori tempo, afflizione, infelicità, malinconia. L'ancura è la malinconia. La malinconia. Quindi hanno il centro col languore, col mangiare. No. E ansime, no ansime. Potevi dirmelo, no? Subito. Ansime è l'affanno con che ti mangi. Ecco. 9 parole su 10 però, bene. Alberto, com'è? Tranquillità. Tranquillità. Tranquillità perché sai che io le dirò in italiano le parole tu in friulano. Purtroppo sì, ma stasera va così. 1 minuto di tempo, se sbagli si riparte dalla prima parola. La prima parola in italiano è allegro, Legri, contento, contento, arrabbiato, rabbioso, invidioso, invidioso, timido, timid, geloso, geloso, inquieto, inquiet, triste, no? Allegro, allegri, contento, contento, arrabbiato, arrabbiato, invidioso, invidioso, timido, timid, geloso, geloso, inquieto, nervoso, allegro, allegri, contento, contento, arrabbiato, rabbioso, invidioso, invidioso, timido, timid, geloso, geloso, inquieto, incoccato, no, allegro, negri, contento, contento, tempo scaduto, Eh. fino a geloso sono 6 parole, inquieto era malquieto o inquiet, No, malquiet. malquiet, ah, vedi? triste, poi c'era avilit, sbigottito, scaturite, grazie. sorpreso, maraveat, quindi 6 parole su 10. Allora, chiedo alla Questo inquieto regia, mi è costato caro. chiedo alla regia se c'è un vincitore o se dobbiamo lanciare la domanda a spareggio. C'è un vincitore. No, Io no, non ho me lo tenuto pazzisci. conto di nulla, quindi Ma incendo adesso noi siamo pronti per capire chi ha vinto questa puntata, chi va avanti, chi invece non va avanti ha la possibilità di essere ripescato nella fase di ripescaggio che partirà dopo Natale. Quindi vediamo chi ha vinto questa puntata. E a son... Reale 47! Bravi! Soddisfatto Alberto, soddisfatti tutti, via di magliette allora la prossima! Tutti con la maglietta, un freddon che sarà
Paola, contenta? Contentissima, se sono contenti loro, guarda il mio gruppo qua, io sono contentissima. Bene, no, ci fa piacere che siete ritornati, insomma è andata bene per pochi punti però. Michelangelo. Noi siamo arrivati secondi essendo ripescati, quindi passiamo, anche noi siamo scaramantici. Ah, come loro per la maglietta noi siamo stati eliminati appositamente. Quindi pensate tutto, puntate nel Puntiamo al ripescaggio. Ho già capito, va bene, Col- va bene. Il ripescaggio siamo arrivati anche in semifinale una volta. Ecco, sto intendendo, loro con il ripescaggio sono andati in semifinale, quindi... È come la nazionale italiana, no? Che- Esatto. E infatti sono azzurri loro. Bene. Ce la faranno, sanno poco, assolutamente, assolutamente. Grazie ragazzi, grazie alla Proloco di Pozzuolo, grazie alla Proloco del Royale, grazie a Claudio Romanzin, sempre simpatico e preparato. Grazie alla regia di Francesco Snizzero, Chiara Miscori e Paolo Bassi. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!